Questo invece è un esempio di pugnale a elsa gammata nella sua bandoliera. Come possiamo vedere nei bronzetti, i pugnali erano portati a questo modo al petto delle persone. Si nota dal modo con cui è orientata la guardia del pugnale a elsa gammata che questa era rivolta verso la spalla sinistra, quindi la sua astrazione veniva fatta esattamente in questo modo, a differenza di quanto ipotizzato da altri archeologi in cui l'impugnatura secondo loro doveva svolgersi in questo. Ma sembra un gesto eccessivamente complicato da un punto di vista biomeccanico, quindi il gesto più semplice è semplicemente proprio questo. Questo tipo di gestualità torna anche con quanto osservato nel guantone e nel braccio armato di quei personaggi detti appunto pugilatori, che probabilmente pugilatori non erano, proprio per il fatto di avere nel loro guantone una forma ad L, più probabilmente proprio la guardia a gamma del cosiddetto pugnale elsa gammata, che era poi rappresentato al petto di capitribù, guerrieri e altre figure sempre probabilmente di rango della Sardegna nuragica. Come questo esemplare ne esistono altri con il manico magari più corto, quindi probabilmente destinati a figure più giovanili o comunque con una conformazione delle mani diversa da quelli con un manico più ampio, ma comunque tutti quanti erano probabilmente impugnati a questa maniera. Qua è mostrato un altro esempio e tutti sono caratterizzati da avere questa peculiare forma con un'ultima svirgolata, diciamo, finale proprio nella punta. Altri esempi di pugnali, sempre in bronzo, sempre relativi alla cultura nuragica tra il bronzo finale e l'età del ferro, sono questi che semplicemente vengono definiti pugnali a foglia o pugnali a goccia. Hanno una lama di tipo quasi triangolare e dei manici che talvolta sono anche molto elaborati, come questo rinvenuto sempre a Abini di Teti. Altri esemplari ancora presentano solo la lama e 3 riveti per fissarla a un manico che si presume fosse in materiale deperibile e quindi di legno o addirittura, come dimostrano in alcuni casi, in avorio.